Ben ritrovati all'ultimo blocco della puntata di oggi di Verona Economia. Abbiamo ospite e fra un minuto la saluteremo, Tina Cupani, riconfermata alla guida della FNP Veneto, il sindacato pensionati della CISL, durante l'incontro appunto che si è tenuto del 31, il congresso il 31 e l'1 febbraio all'hotel Doubletree di Mogliano Veneto. È stata riconfermata la segreteria, riconfermata alla guida Tina Cupani, e poi a comporla anche Giancarlo Pegoraro e Ivano Cavallin. Vediamo, eccola qui la foto di rito, ma abbiamo proprio in diretta con noi Tina Cupani. Allora, buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Ecco, durante il congresso ha lei sottolineato alcune parole importanti, una frase che gli anziani pensionati sono le radici e la contemporaneità del nostro paese. Quindi, chiaro, la memoria, le radici, il passato, ma soprattutto, anzi, sempre più oggi, anche il presente. Qual è stata l'ispirazione? Perché ha voluto sottolineare questo concetto? Perché a partire da un'altra fondamentale valorizzazione che noi vogliamo dare all'aspetto dell'intergenerazionalità, quindi collegare il nostro mondo con il mondo dei nostri giovani, delle future generazioni, siamo consapevoli che le nostre radici, le nostre esperienze, noi portatori anche di valori, se riusciamo a proiettare verso il futuro e ad agire contemporaneamente rispetto ai nuovi temi, quelli che dobbiamo affrontare e le sfide che stiamo affrontando in questi giorni, ma soprattutto in questo periodo di post-pandemia e di necessità di una ripresa dell'economia e anche di una riforma strutturata del sistema pensionistico, quindi avere la capacità di leggere l'oggi però con una proiezione, con una prospettiva di futuro è l'arma vincente, perché o noi siamo in grado di mettere in piedi ora quelle riforme strutturali, essere propositori di quei progetti e di quelle proposte che, tenendo conto non solo di una post pandemia, di nuove fragilità, di nuove povertà, di nuove paure, ma che tengono anche conto del fatto che noi dobbiamo mettere in piedi ora, programmare ora un sistema che, tenendo conto anche dell'andamento demografico, possa garantire in un tempo medio-breve già riforme strutturali che, per quanto riguarda i nostri anziani, i nostri pensionati iscritti, possano dare a loro tranquillità. Adesso le faccio un esempio abbastanza concreto. Prego. Il trend che noi abbiamo registrato da un punto di vista di andamento demografico vedono un incremento consistente, un più 35% degli over 65 a partire da quest'anno fino al 2050, quindi con una proiezione che ci sembra lunga, ma che di fatto potrebbe essere considerata di medio termine, di over 65, quindi anziani, persone che comunque se fisicamente stanno bene, se economicamente non hanno problemi, e vedono comunque e percepiscono la necessità di politiche che rispetto ad un invecchiamento attivo, ad un invecchiamento che dia loro serenità, noi, la politica, possa mettere in atto piani, proposte e modelli organizzativi e concreti. Contemporaneamente noi, in base all'analisi che abbiamo fatto, invece over 85 entro il 2050 raddoppiano rispetto agli attuali, con un incremento di 5.000 all'anno nel Veneto. Cosa significa questo? Significa che il nostro sistema sanitario, per essere in grado di gestire questa situazione che già a partire da questi anni andrà ad investire tutto il sistema sanitario con una percentuale altissima di possibili non autosufficienti, è chiaro che tutto il sistema sanitario del Veneto, pur essendo un buon sistema sanitario, tenuto conto anche delle molte criticità che sono emerse con la pandemia, deve mettere in atto con modalità veloce
tutta una riforma della sanità territoriale, ma anche dell'accesso alle prestazioni, della gestione delle case di riposo, che se non parte adesso, che se non parte subito, si troverà a non essere più in grado di gestire in tempi medi e brevi. Quindi bisogna muoverci subito, noi siamo qua con proposte, disposti a collaborare, disposti a cooperare su progetti, su proposte che noi andremo a presentare anche laddove aprono dei tavoli, là dove ci coinvolgono, perché il domani è già qua. Dopo tutto il lavoro che si fa a livello nazionale anche per quanto riguarda il sistema pensionistico, che in qualche maniera va incontro alle richieste a delle nuove generazioni, e quindi tenuto conto anche di una pensione integrativa, di una previdenza integrativa che dobbiamo aiutare i nostri giovani a costruire fino ad adesso. Il ponte con il futuro significa anche lavorare oggi per pensioni più dignitose, e quindi che adesso ci sia un salario che sia dignitoso adesso, ma che garantisca anche una pensione sostenibile e che riduca quella gap gender, quindi quella differenza che purtroppo tuttora c'è per quanto riguarda il mondo femminile e le donne, che avendo salari medio-bassi e vedendosi anche spese costrette per lavori di cura alla persona, per fare le nonne, per essere di aiuto ai loro figli e ai loro nipoti, abbandonano il posto di lavoro e poi si trovano in età pensionistica ad avere pensioni molto basse. Quindi bisogna mettere insieme ora un modello, una proposta che, mettendo insieme il pubblico, il privato e la società, costruisca uno sviluppo, o contribuisca a costruire uno sviluppo che vada in questo senso. Quindi partiamo dalle nostre esperienze, partiamo dalle nostre capacità, dalle nostre competenze, lavoriamo insieme ai giovani che hanno competenze e idee diverse che ci possono aiutare, però dobbiamo partire ora, perché se lo facciamo troppo in ritardo, insomma, la situazione sarà sempre più ingestibile. Quello Certo, che noi diciamo e abbiamo rafforzato come concetto in questi giorni è la scusa dell'emergenza sanitaria noi non la possiamo più accettare, perché dopo 2 anni non può essere questo il motivo per cui non si fanno riforme strutturali, per cui non si creano un servizi adeguati, per cui non si va incontro ai nuovi poveri, per cui da un punto di vista di welfare non siamo vicini a chi in questo momento è portatore di nuove fragilità. Certo, e insieme appunto alla parte sanitaria è importante anche quella sociale, ma i vostri iscritti, i vostri pensionati, abbiamo ancora un minuto, poi chiudiamo. Quali sono le richieste, le difficoltà? Voi che siete anche un po' un sostegno per chi magari non ha altre bussole, non ha altri punti di riferimento, quali sono le difficoltà che vedete di più? Abbiamo un minuto per chiudere. Noi abbiamo una nuova povertà, la difficoltà ad accedere alla medicina di base, difficoltà a relazionarsi con i medici di base, con le nuove novità introdotte, solitudini, paure che noi non riusciamo nemmeno a raggiungere da un punto di vista di contatto umano. Ed è tutto questo. Ci sono nuovi poveri, ci sono nuovi fragili, ci sono persone che si sentono abbandonate. Noi cercheremo di attivare attraverso i nostri sportelli, attraverso il mondo del volontariato, tutti quei percorsi che ci servono, però la politica e il governo locale deve fare la sua parte, e i comuni su questo ci devono aiutare. Ecco, e quindi i sindacati sul territorio hanno anche questo ruolo di Certo, consiglio e contrattazione spinta sociale. gentile alle istituzioni
per andare verso appunto i cittadini e aiutarli e dare un buon sostegno. Quindi ringraziamo, intanto appunto ci sono le difficoltà, ci sono i problemi, ma è bello il titolo Esploratori di futuro, perché si guarda avanti, si guarda agli obiettivi per andare a migliorare questa nostra società. Quindi ringraziamo e facciamo di nuovo le congratulazioni a Tina Cupani per essere stata confermata alla guida della FNP CISL del Veneto. Le auguriamo una buona serata e intanto la salutiamo e poi ci risentiremo. Grazie a ci voi, rivedremo. buona serata. Grazie. E grazie anche a voi telespettatori che ci avete seguito questa serata. Si chiude l'appuntamento di oggi con il Verona Economia e torniamo come sempre domani alle 18 su Radio Adige TV e anche sul nuovo portale che vi ricordo, radioadige.tv, dove trovate anche tutti i contenuti on demand. Buona serata e buon proseguimento con la nostra programmazione.